Cantico dei Cantici, al capitolo 8, leggeremo il verso 6 e il verso 7. Matrimonio, finché morte non ci separi, mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte. La gelosia è dura come il soggiorno dei morti. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. I fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Quando ero giovane e frequentavo i campeggi cristiani, le ragazze innamorate scrivevano questi versi nei bigliettini e li davano probabilmente con un occhio esterno. Questi sono i versi più romantici che troviamo in un senso moderno, che troviamo nelle scritture. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. Ma non ci dobbiamo dimenticare che l'amore di cui parla la parola di Dio è il vero amore, che non ha a che fare con il romanticismo moderno, ma ha a che fare con Dio, ha a che fare con la vita, ha a che fare con la felicità. E solo il vero amore, quello insegnato dalle scritture, è l'amore che dura. Ed è l'amore perfetto, è l'amore capace di arrivare a 50 anni con serenità, chiedendo al Signore che continui così. Solo questo amore. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. Se uno desse tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Stiamo parlando di una relazione che ha a che fare con qualcosa che non esiste nel mondo, l'indissolubilità. Il rapporto matrimoniale, secondo il piano di Dio, è una relazione che ha la caratteristica del per sempre. Uno o una per sempre. Questo è il piano di Dio. Abbiamo parlato la scorsa settimana che se vogliamo realizzare il piano di Dio, Dio deve essere uno dei 3 attori del matrimonio, uno dei 3 protagonisti. Oggi parliamo del piano di Dio. Il piano di Dio è creare una relazione per sempre. Mi rendo conto che l'espressione per sempre può spaventare, perché che tipo di garanzie possiamo dare a noi stessi e agli altri per poter dire per sempre? Ma sta proprio in questo ciò che rende speciale il matrimonio. Noi dobbiamo dire, possiamo dire con sicurezza, con serenità, per sempre. Uno e una per sempre. La scelta di un amore esclusivo. Quando l'Apostolo Paolo insegna le caratteristiche di chi vuole servire il Signore, dice a Timoteo: bada che l'uomo che individuerai sia marito di una sola moglie. Ma questo è un senso molto più esteso di quello che noi possiamo limitare a uno sposalizio. Il senso è sia uomo di una sola donna. E non ha a che fare soltanto con i documenti che si firmano in comune o l'anello che si infila al dito, ma è uomo di una sola donna, nel cuore, nei pensieri, nelle intenzioni, uomo di una sola donna. Sorelle, donne di un solo uomo. Nei nostri progetti, nella nostra vita, nei nostri desideri, nei nostri sguardi, ci deve essere un solo uomo, una sola donna. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, perché Dio crea una relazione unica. È una relazione esclusiva. Solo Lui poteva concepire questo. Non è nelle nostre corde, non è nelle nostre qualità. Concepire qualcosa di eterno, di indissolubile, che non si può distruggere, ma Dio lo può fare e Dio lo vuole fare. E Dio inserisce nella nostra vita questo rapporto, questa relazione, uno per sempre. Uno per sempre. Una relazione che ci permette di attraversare gli anni sulla base di una scelta.
Se ci pensiamo, non è così l'amore che abbiamo per i figli, perché non è una vera e propria scelta, sono parte di noi. Non abbiamo scelto dei bambini, un giorno li abbiamo presi e abbiamo detto: ora tu sarai mio figlio. Sono i nostri figli, parte delle nostre viscere. Ma la relazione matrimoniale è la relazione che stabilisce un amore sulla base di una scelta. E Dio compie un miracolo, parte da una scelta e emette la parola per sempre, finché morte non ci separi. L'amore è forte come la morte. È una scelta, qualcuno potrebbe dire, coraggiosa. La scelta di vincolarsi, stringersi, unirsi a un'altra persona, col Signore, per sempre. Qualcuno potrebbe dire è una scelta coraggiosa e sicuramente non è una scelta scontata. Ecco perché noi avvisiamo tante volte i nostri giovani che decidere di unirsi a una persona non è come le altre cose, non è qualcosa che si può fare così dicendo proviamo, perché il piano di Dio è per sempre, fino alla morte, forte come la morte, duro, potente, straordinario e speciale, in un modo che nulla nel mondo riuscirà a distruggerlo. Questo è il piano di Dio. E quindi non si può prendere per scontato alla leggera. È una scelta quella di amare. Non è il colpo di fulmine, non è una magia che compare all'improvviso, è una scelta quella di amare. E quando Dio vede un suo figlio, una sua figlia, che fanno quella scelta, trasforma quella scelta nella relazione più speciale che si possa avere nei rapporti umani, il matrimonio. Infatti il Cantico dei Cantici dice che l'amore è come l'ardore di fuoco, è una fiamma potente. E già questo ci dice che è una scelta che va alimentata. Proprio perché è una scelta, non può essere data per scontata nemmeno un giorno della nostra vita. È una fiamma, è un fuoco. E noi che abbiamo scelto abbiamo la responsabilità di alimentare quel fuoco, perché è la scelta. Ma proprio l'elemento della scelta, della volontarietà, proprio il fatto che non è una cosa naturale decidere per tutta la vita, questo agli occhi di Dio fa diventare la relazione matrimoniale la relazione più importante che c'è. E Dio dice: io metto il mio timbro, io metto il mio sigillo, io metto la mia firma, io trasformo la scelta di due figliuoli miei che hanno me nella loro vita, la trasformo in una cosa forte, in una cosa di grande valore. Dio trasforma quella scelta in un meccanismo di forza che lo rende potente. Fratelli, abbiamo a che fare con qualcosa di potente nella nostra vita. La relazione che Dio sancisce tra un uomo e una donna. E diventa di tale forza, di tale valore, di tale importanza, che nessuna prova sarà capace, questo è il piano di Dio, di distruggere, di scalfire questa relazione fino alla morte. Ecco perché è stata coniata l'espressione finché morte non ci separi. Non ci emoziona tutto questo? Forse qualcuno può essere spaventato. Certo, siamo spaventati se guardiamo a noi stessi, ma noi guardiamo all'anello forte di questa relazione, guardiamo al Signore. Solo il Signore può dire vai per sempre. Solo il Signore può dire durerà per sempre, perché è una cosa sua, è un'idea sua, è un'invenzione sua, l'ha creata il Signore. Ed ecco allora che un uomo e una donna che si uniscono agli occhi di Dio entrano in un rapporto che dura fino alla morte. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, perché l'amore è forte come
la morte. Ma un giorno saremo col Signore, scopriremo se potremo dire che l'amore va oltre la morte. Io credo di sì. Prima Corinzi, capitolo 13. Or 3 cose durano: la fede, la speranza e l'amore, ma la più grande di esse è l'amore. E Dio scatena una fiamma potente che diventa un sigillo che rende duraturo fino alla morte questo rapporto. Non cambia nel tempo e non può cambiare nel tempo, perché questa relazione parla di Cristo e della Chiesa e non è concepibile che cambi nel tempo, perché la relazione tra Cristo e la Chiesa non cambia nel tempo. Cristo Gesù non concepisce alternative alla sua Chiesa. Cristo Gesù non si stanca della sua Chiesa. Cristo Gesù non cambia idea riguardo alla sua Chiesa. Egli ci ha amato andando sulla croce a morire per noi. Ha dato se stesso per noi. E c'è una sola sposa per il Figlio di Dio ed è la Chiesa. Dovrebbe essere così anche per la Chiesa. Non c'è nessun altro tranne Cristo Gesù, ma noi dobbiamo confessare e chiedere perdono a Dio, perché tante volte noi siamo infedeli, ma quando noi siamo infedeli, Egli rimane fedele. Ecco allora che dire per sempre, dire uno solo, per sempre, ha a che fare con l'eternità, ha a che fare con la sapienza di Dio, ha a che fare con il piano di Dio. Ed ecco allora che i figliuoli di Dio non possono che dire: la persona che ho scelto sarà lei per tutta la vita, una per sempre. Colei con cui si parte saranno anche colui o colei con cui finiremo. Amen. Sapete che se facciamo al di fuori della fede questi discorsi, ci dicono: ma voi siete pazzi. E come fate a dire? Come fate a essere sicuri che da qui a 50 anni e un mese sarà così? Noi possiamo essere sicuri solo di una cosa: di Dio, che non ci lascia e non ci abbandona. E se c'è Dio nel matrimonio, deve esserci, perché altrimenti non è il matrimonio così come è stato creato, allora noi possiamo dire: sarà per sempre. Sarà per sempre e sarà una sola e sarà uno solo. Nei miei pensieri non ci sarà nessun altro, nessun'altra. Non fantasticherò su nessun altro, non immaginerò nessun'altra via. Sarà uno solo per sempre, perché l'amore è forte come la morte e soltanto la morte sarà capace di spezzare ciò che io ho scelto di iniziare con l'amore del Signore. Questo è ciò che Dio ha in mente per noi. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Possono succedere tante cose, ci possono essere tanti problemi, sicuramente avremo da affrontare tante prove, ma nessuna di esse potrà cambiare questa condizione. Possiamo cambiare noi, possono cambiare i nostri gusti culinari, visto che prima eravamo abituati alla cucina di mamma e poi ci dobbiamo abituare alla cucina della moglie. Possono cambiare i nostri gusti, possono cambiare alcuni aspetti fisici, soprattutto negli uomini c'è un muscolo sotto il torace che improvvisamente negli anni... Ma la condizione non cambierà mai. Ci possono essere delle prove, ci possono essere delle difficoltà, ma la condizione, il legame del matrimonio non cambierà. Continuerà ad essere per sempre. Amen. Le grandi acque non potrebbero sommergerlo, i fiumi non potrebbero sommergerlo, le grandi acque non potrebbero spegnerlo. È per sempre. È per sempre.
E di problemi ce ne sono tanti, ma il Signore garantisce che questa relazione durerà. E la forza dell'approvazione di Dio per questo passo, per questa scelta, rende il matrimonio insormontabile dai problemi. Non è una magia. È il fatto che noi abbiamo scelto di dire sarà per sempre, che dà forza a questa relazione. È questo che approva il Signore. Non è uno scherzo, non è un tentativo, non è in base all'umore. Dio approva che noi nel suo nome diciamo: questa donna è l'unica donna per sempre. Questo uomo è l'unico uomo per sempre. Allora le grandi acque non potrebbero spegnere questa fiamma e i fiumi non potrebbero sommergerlo. E il matrimonio, nel momento in cui noi ripetiamo al nostro cuore davanti al Signore, è per sempre e non ci sarà nessun altro, quel matrimonio sarà più forte delle prove e delle tentazioni. E ci sono le tentazioni. La tentazione di mandare tutto all'aria, la tentazione di vedere qualcosa al di fuori del matrimonio, la tentazione di guardarsi intorno e cercare soddisfazione al di fuori di ciò che deve essere nella felicità che Dio ha stabilito tra il marito e la moglie. Ci sono tutte queste cose, ma nel momento in cui noi, guardando al cielo, guardiamo il piano di Dio, comprendiamo ciò che Dio ha fatto per la Chiesa, che Cristo ha fatto per ognuno di noi, e comprendiamo che Dio mette quella relazione nella nostra vita, noi diremo: uno per sempre. E Dio dirà: io lo approvo, e scende la mia benedizione su quella relazione, su quel matrimonio. In ebraico benedizione significa trasmissione di forza dall'alto al basso. Quando Dio approva un uomo che dice al Signore riguardo a sua moglie o riguardo alle prove e le tentazioni: Signore, ho scelto lei e andrò avanti fino alla fine, Dio benedice. Scende dal cielo la forza su quel matrimonio e quel matrimonio rimane indissolubile. Quando siamo insieme affrontiamo i problemi insieme, e quando siamo soli affrontiamo le tentazioni. Quel matrimonio è forte come la morte, e i fiumi non potrebbero sommergerlo. Ecco perché il testo dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore. Quando noi scegliamo, noi stiamo chiedendo che la vita di nostra moglie, di nostro marito, diventi un sigillo sul nostro cuore. Qualche settimana fa siamo andati con i nostri figli a un Luna Park e io ho scoperto che non sono più giovane, perché 20 anni fa ero il più spericolato di tutti. Mi potevate presentare le montagne russe più terribili e io ero lì e le facevo e gridavo di gioia con le mani alzate così, ma adesso sono anziano. E mia figlia diceva: papà, andiamo lì. E io: ma sei sicura? Non è che poi hai paura? Andiamo lì. E siamo saliti su una giostra che portava il sedile in alto, credo a 15 metri. E a 15 metri staccavano tutto e tu precipitavi. E mentre salivamo, saliva qualcosa dentro me. Ma prima di salire, i responsabili facevano il giro della giostra e ci inserivano un blocco, 2 bretelle di un metallo enorme, e non riuscivi più a muoverti. E così, quando eravamo in alto a 15 metri, vedevamo gli alberi da sopra, vedevamo Andrea che ci salutava, io cercavo di farmi coraggio, dicevo: la forza di gravità rende veloce la caduta, durerà pochi secondi. E intanto mia figlia diceva: però papà, forse è troppo corta questa giostra, facciamone poi una lunghetta, vediamo questa come va. Poi hanno staccato tutto, siamo precipitati. Fratelli, io non sapevo che in realtà quella giostra durava 1 ora. E alla fine di questo momento interminabile
Io avevo il cuore che batteva a 1000 e mia figlia era lì che gioiva, diceva peccato, troppo corta, facciamolo ancora. E ho detto no, andiamo via, non ce la facciamo più. Ma mentre eravamo così, mentre precipitavamo, queste 2 barre di ferro premevano sulle spalle che erano spinte in su e non c'era modo di uscire fuori dal sedile. Ne abbiamo fatte altre, poi ve le racconterò un'altra volta. Eravamo sballottati da una parte all'altra, ma queste sicurezze ci facevano sentire la forza della gravità, del precipitare, dell'andare a destra e a sinistra, ma non ci muovevamo da quella posizione perché eravamo sigillati. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore. E il nostro matrimonio resterà forte. La moglie e il marito devono essere un sigillo sul nostro cuore, devono essere la nostra gioia, devono essere il motivo di ringraziamento al Signore per il dono che ci ha fatto, devono riempire la nostra esistenza, devono rendere forte il nostro cuore davanti alle difficoltà e Dio approverà. Se si dessero tutti i beni in cambio dell'amore, tutto quello che noi potremmo dare sarebbe del tutto disprezzato, perché il matrimonio è sigillato l'uno dall'altro, è difeso dagli attacchi, è chiuso all'esterno, è esclusivo, è speciale, è intimo, è per noi ed è il dono di Dio. È tutto ciò che può essere offerto in cambio dell'amore. È disprezzabile, perché niente più intimo, esclusivo, nostro, mio, di mia moglie e del Signore che questa relazione. E parla di Dio, parla di cose straordinarie. Parla di cose che hanno grande valore. Fratelli, questo è il piano di Dio per il matrimonio. Sì, il mondo che non conosce il Signore non conosce questa relazione, ma Dio dice, io ti dono una relazione per sempre, finché morte non ci separi. È forte come la morte. Non teme prova. Non teme attacco, non teme nemico, è sigillata, è custodita, è protetta, è speciale e io la difendo.